Bene amici podisti, ben ritrovati. Oggi siamo qua per presentare una bella manifestazione che si svolgerà a margine della maratonina della città di Palmanova, che come tutti i podisti friulani sanno bene ci sarà la domenica 18 novembre. Ed è una manifestazione che si svolge per la prima volta in Friuli. Si tratta di un running camp, un seminario che ha come tema la corsa e che è organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica New Team. E siamo qua oggi appunto col presidente Ivan Gomboso e con la vicepresidente Luisella Mattiuzzo, che ci parleranno, ci illustreranno un pochettino questa manifestazione. Si svolge su 2 giornate a Palmanova. Dunque, iniziamo da Ivan. Allora, la organizzate voi per la prima volta. Il vostro gruppo, insomma, i podisti lo conoscono bene perché ci si ritrova spesso in tante manifestazioni. Non so, magari presentatevi anche un po' per cominciare, direi. L'Associazione Sportiva Dilettantistica New Team nasce a Lestizza verso la fine del 2009 da un gruppo di amici accomunati dalla passione per la corsa. La società è giovane ma molto motivata, partecipiamo alle gare competitive e non competitive della regione o fuori regione anche. Per noi la corsa rappresenta uno sport individuale in cui in primis una persona gareggia soprattutto utilizzando la propria forza mentale e fisica, ma è importante il gruppo, la squadra, quindi sempre motivati, sempre stimolati, e quindi per noi la squadra è molto molto importante. E questo è il New Team, è lo spirito proprio di gruppo, questo rappresentiamo. Ecco, abbiamo detto un running camp, quindi tratterete il tema della corsa da un punto di vista tecnico con approfondimenti, diciamo discussioni anche ho visto, e dunque vi avvarrete di una persona diciamo di grande competenza, un nome molto conosciuto a livello nazionale, il professor Massini, Flavio Massini, che penso che Fulvio, ecco vedi, prima gaff, chiedo scusa al professore. No, il nome dicevo molto conosciuto, un tecnico, insomma un esperto in materia. Adesso magari dici 2 parole su di lui, su come... È un allenatore, un podista conosciuto a livello internazionale ed è docente ai corsi di laurea di scienze motorie e management dello sport di Firenze. Poi è autore di diversi libri e collabora con diverse riviste del settore. In passato collaborava con Correre, attualmente è coordinatore tecnico di Runners World e soprattutto segue i podisti a tutti i livelli, quindi dal neofita al maratoneta. Questo rappresenta Fulvio Massini. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo a proposito di una cena conferenza organizzata dal nostro gruppo a marzo a Udine, in cui abbiamo potuto apprezzare le doti umane professionali del signor Fulvio e in questa cena parlavamo appunto di alimentazione e nutrizionismo e il corretto uso degli integratori. Quindi abbiamo voluto approfondire questa collaborazione appunto con col professor Fulvio. E quindi abbiamo deciso di organizzare questi camp. Bene, adesso magari entriamo un attimino più nel dettaglio, magari con Luisella, ecco, adesso illustraci un po' il programma. Sappiamo che è strutturato su 2 giornate, adesso magari dici qualche dettaglio in più sulle giornate. Ok, allora possiamo definire il camp come un corso di corsa intensivo durante il quale i partecipanti nell'arco di 1 giorno e mezzo hanno la possibilità di apprendere concetti e tecniche relative appunto alla corsa. Il corso è di gruppo e coinvolgerà dai 10 ai 15 partecipanti. Troveranno spazio sia momenti dedicati al singolo iscritto, tanto quanto momenti dedicati a tutto il gruppo, così come si alterneranno spiegazioni teoriche ad esercitazioni pratiche. E più in particolare ciascun partecipante sarà sottoposto al test di Conconi, che consente di definire il livello iniziale di allenamento dell'atleta. Il professor Massini poi sottoporrà ogni partecipante alla valutazione dell'appoggio del piede, della postura e anche alla plicometria, al fine di definire il rapporto massa magra-massa grassa.
E rivolto a tutto il gruppo poi ci saranno la spiegazione di concetti teorici e la messa in pratica, quindi con esercitazioni pratiche. Il corso inizierà venerdì 16 novembre nel pomeriggio e si svolgerà presso la pista di atletica di Palmanova. E il pomeriggio terminerà con una corsetta di gruppo lungo un percorso sterrato della lunghezza di circa 8 km e lungo i bastioni della città stellata. Proseguirà il corso poi nella giornata di sabato 17 novembre, sempre presso gli impianti sportivi di Palmanova, e si concluderà la sera con una cena rivolta ai partecipanti, nell'ambito della quale il professor Massini illustrerà i risultati dei test effettuati. Per chi vorrà poi, domenica 18 novembre, come vi avevi anticipato, ci sarà la maratonina di Palmanova, quindi la possibilità per i partecipanti di mettere in pratica quanto appreso. E non solo, anche il professor Massini correrà e quindi per chi ce la farà potrà farsi 21 km direttamente col trainer. Noi come New Team saremo presenti in Piazza Grande con un nostro stand, accanto allo stand del nostro collaboratore Dana Sport. Ecco sì, abbiamo dimenticato, giustamente tu l'hai ricordato, che collabora con voi nella realizzazione, insomma è un collaboratore importante, Dana Sport, no? E sarà presente, dicevi, anche con un suo stand. Esatto, in Piazza Grande domenica col suo stand dove esporrà del materiale di abbigliamento e di calzature, e ci sarà anche il marchio Mitsuno che ci supporterà anche nella giornata del camp. Ecco, dunque dicevi c'è un massimo numero, no, di adesioni, magari non so chi può partecipare, puoi anticipare qualche modalità anche per iscrizione, insomma qualche contatto dove possono trovare tutte le informazioni. Allora sì, diciamo innanzitutto che il camp è un'iniziativa aperta a tutti coloro che desiderano conoscere meglio il proprio stato di forma, il proprio fisico, migliorare le proprie prestazioni, ma anche soltanto avvicinarsi al mondo della corsa. Non è necessario essere degli atleti provetti, non conta aver partecipato a competizioni e anche l'età non è una discriminante. Per iscriversi è sufficiente mandare un'email al nostro indirizzo, che è info@newteam.it, e comunque tutte le modalità per aderire all'iniziativa sono indicate sul nostro sito. Più in generale comunque diciamo che coerentemente allo spirito del nostro gruppo, unico requisito per partecipare è l'interesse per la corsa e la voglia di condividerlo con altre persone, di fare nuove amicizie, perché no, e di stare insieme divertendosi. Sì, ecco, infatti come avevi anticipato tu, anche nella prima giornata, magari se vuoi dire qualcosa tu Ivan, ci sarà una cena conferenza anche lì nella serata di venerdì, mi pare. Sì, nella serata di venerdì ci sarà una cena importante, una cena conferenza presso l'agriturismo San Gallo di Strassoldo, e magari nel dettaglio Luisella te lo illustrerà meglio perché ha seguito proprio i ristoratori e lei la tecnica del cibo, diciamo, ecco. E io mi premeva sottolineare il fatto, tornando al camp e alla maratonina, spesso ci vengono poste delle domande, delle richieste, posso fare il camp e poi andare a fare la maratonina? Magari Marcella, sono 2 mesi che mi preparo per la maratonina, certo. e quindi non vorrei rovinare tutto, ecco. E invece io a queste persone glielo consiglio vivamente, perché il professor Fulvio Massini di solito lo organizza prima delle manifestazioni importanti, tipo la Cortina d'Obbiaco, la Maratona di Firenze, e quindi quale occasione migliore di mettere in pratica subito la parte appresa i 2 giorni precedenti. Vorrei ricordare l'esperienza che abbiamo avuto nel camp di Udine durante la mezza maratona di Udine, in cui abbiamo organizzato un camp e c'erano 10 partecipanti, e di questi 10, 7 hanno fatto la mezza di Udine, e di questi 7, 3 hanno fatto il personale, quindi erano molto motivati, molto motivati appunto di mettere subito in pratica quello che avevano appreso. E soprattutto anche ricordo che si è creata una coesione di gruppo bellissima, cioè c'erano questi ragazzi, uno proveniva da Tolmezzo, uno di San Vito al Tagliamento, uno di Gorizia, provenienti da società diverse anche,
e la bravura di Fulvio è stata quella di creare un gruppo degli amici che proprio si stimolavano a vicenda proprio anche durante la corsa. Ecco. Certo, quindi un modo anche di stimolare noi stessi e a mettersi in pratica, insomma, magari quello che, come dicevi tu, ci alleniamo, così avete sentito, insomma, penso che comunque possa essere anche un approfondimento e migliorarsi nella tecnica, in tante piccole cose che poi magari ci fanno anche divertire più quando poi andiamo nella competizione, no? Ce la fanno vedere, magari vivere sicuramente meglio. Niente, per concludere lascio a te la parola, Luisella, se vuoi aggiungere ancora qualcosa. Sì, riprendo quello che ha già detto Ivan per quanto riguarda la cena conferenza. Ecco, sì, magari. Allora, venerdì 16 novembre abbiamo organizzato una cena conferenza presso l'agriturismo San Gallo di Strassoldo in prossimità di Palmanova, proprio per approfittare appieno della presenza di Fulvio Massini nella nostra regione. È un'iniziativa aperta a tutti, quindi non necessariamente possono partecipare solo quelli iscritti al camp, ma chiunque ne abbia desiderio. Sarà un'ottima occasione per parlare di podismo, di corsa con un esperto, e quindi potranno essere toccati gli argomenti dell'alimentazione, degli infortuni, degli allenamenti, delle calzature, dell'abbigliamento e di tutto quello che i presenti vorranno parlare. I commensali potranno esprimere le loro curiosità, ricevere consigli e consulenze da parte del trainer. Il tutto ovviamente fra una portata e l'altra molto buone dell'agriturismo San Gallo e nella splendida cornice appunto di quei luoghi. Volevo un attimo soltanto aggiungere che anche la partecipazione alla cena conferenza è su prenotazione, così come il camp, e le iscrizioni scadranno martedì 13 novembre e come già detto vi rimandiamo al nostro sito per tutte le altre informazioni. Bene, direi che abbiamo detto tutto, vuoi concludere tu? No, io niente, volevo soltanto dirvi, è una bella iniziativa, contattateci e magari... Provare questo nuovo modo di vivere la corsa, no? Di Certo, è un'esperienza nuova, bella e noi saremo lì un po' a coccolarvi anche, Ecco, insomma, quindi. vi accoglieremo e quindi grazie anche a voi dell'opportunità per promuovere questa iniziativa e noi a Udine siamo rimasti molto contenti della nostra manifestazione e siamo sicuri che riuscirà bene anche a Palmanova. Sicuramente, insomma, penso anch'io che vista l'esperienza che avete avuto a Udine replicherete il successo. Niente, avete sentito, quindi una bella occasione per partecipare a questo running camp che è sempre insomma, uno stimolo come avete sentito. Io vi ringrazio anche voi per aver guardato questo video, vi rimando come sempre ai buoni allenamenti, ci si ritrova magari proprio domenica 18, anche chi magari non potrà partecipare al camp, speriamo di rivederci in Piazza Grande per la partenza della maratonina città di Palmanova. Ringrazio ancora i nostri amici del New Team, vi saluto e vi auguro buoni allenamenti al prossimo video, grazie, ciao.